Qui abbiamo visto la struttura allo stato attuale, che è una parte ovviamente anche dell'ex CIE di Gradisca. La mia intenzione è quella di comunicare al governo che il Friuli Venezia Giulia è disponibile a prendersi in carico anche più di una struttura, chiamiamola CPR o come vorrà chiamarla l'attuale governo. Ovviamente questo però deve comportare un alleggerimento che mira alla scomparsa di tutto il resto dell'accoglienza, che vuol dire dal CARA, che non può insistere su un territorio una struttura nel quale di fatto è impossibile il controllo durante il giorno, perché dalle 8 alle 20 possono uscire, andare e fare quello che vogliono, e quindi ovviamente questo ci preoccupa anche perché le forze dell'ordine di fatto sono impossibilitate a dare un servizio di controllo capillare. Credo sia necessario, ma questo spetterà al governo decidere, rivedere e rimettere a posto anche la normativa, perché i centri per chi deve essere espulso devono essere centri semidetentivi dai quali non si possa uscire e fare ciò che si crede. Le forze dell'ordine devono poter intervenire all'interno del centro, non come avveniva in passato col CIE, e quindi garantire la sicurezza di chi è dentro il centro, ma anche ovviamente degli operatori e delle forze dell'ordine stesso. Ho visto che molti comuni della regione hanno dato disponibilità ad accogliere un CPR. Mi sembra una cosa molto saggia, perché una struttura controllata, da dove chi è entrato illegalmente non può uscire e fare quello che vuole, garantisce molto di più la sicurezza rispetto all'accoglienza diffusa, dove queste persone vengono sparpagliate su tutto il comune e possono fare e dire e agire come credono. Ho visto pubblicamente che ha dato disponibilità a Gorizia, ha dato disponibilità a Trieste, ha dato disponibilità a Udine. Vediamo che città. È chiaro, mi sembra anche un investimento sulla sicurezza dei propri cittadini, perché se i propri cittadini sanno che hanno una struttura controllata dalle forze dell'ordine, stanno tranquilli. Se invece hanno aree dove vengono accolti immigrati entrati clandestinamente e questi possono fare quello che vogliono nel loro territorio, è chiaro che la sicurezza viene un po' meno.